risultato è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Una partita nella quale c'è stata una buona conduzione da parte dei suoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Poi chiaramente negli ultimi 20 minuti i cambi della panchina hanno dimostrato sicuramente minore profondità, diciamo così, rispetto il Colorno, e così ci descrive un po' lato suo questa partita. Abbiamo tante opportunità per vincere quella partita, abbiamo lasciato 12 punti in campo. Questo arrivo quando abbiamo tanti giocatori giovani nel campo allo stesso tempo. Loro deve crescere veloce, perché abbiamo un'altra partita la settimana prossima e non posso fare la stessa cosa. Ecco, sì, calci di punizione sbagliati dalla Piazzola, e poi tra le altre cose nell'ultima azione nella quale avete guadagnato un calcio di punizione, si è preferito andare subito a giocare invece di provare a cogliere un punto di bonus con un calcio di punizione. Sì, ma per me dobbiamo prendere tutti i punti possibili, anche alla fine. Noi ha giocato, però adesso penso che la prossima volta devo prendere i punti, perché abbiamo bisogno di prendere tutti di bonus, tutti i punti possibili. Spero che quando arrivo la stessa situazione la prossima volta abbiamo diversamente. Sì, ma ci sono tanti cose abbiamo fatto bene oggi. Ha fatto bene in mischia chiusa, era buona, touche in difesa era buona. Nostra difesa in generale era buono, ma dobbiamo crescere quando arrivo quello momenti nella partita per vincere la partita. Devo prendere loro. Ecco, diciamo che l'insoddisfazione del suo commento è soprattutto relativa al fatto che potenzialmente questa partita tutto sommato la si poteva portare a casa, la si poteva addirittura vincere, no? Sì. Contro un Colorno che insomma nel primo tempo ha avuto grosse difficoltà nella trasmissione dell'ovale, soprattutto quando entrava nei 22 metri vostri. Sì, noi abbiamo fatto tanti lavori nella queste fasi del gioco. Abbiamo visto che Colorno piacciono di giocare in campo nostro, specialmente nella 22 di nostro. Poi ha fatto tanti lavori in quello parti la settimana scorsa. Per me, io sono molto contento che abbiamo fatto bene in quello zona. Ecco, adesso chiaramente tanti giocatori giovani, presumo che si dovrà utilizzare questi giocatori anche nella prossima partita, immagino, e poi in attesa che rientrino gli altri ragazzi di Permette Player da Benetton. Sì, vediamo chi poi giochi la prossima partita, ma noi abbiamo lavorato con i giocatori che abbiamo qui tutte le settimane, e se arriva un giocatore o due di Permette di Benetton va bene, mettiamo in posto, ma noi dobbiamo lavorare con tutti i giocatori che abbiamo qui adesso. Loro devono crescere subito, perché forse abbiamo la stessa composizione della squadra della settimana prossima. Ecco, tra le altre cose c'è stato anche un ultimo rinforzo. Ci vuole descrivere il giocatore che sta per arrivare, diciamo, qui a Mogliano? Sì, abbiamo 8 o 9
giocatore di Permit o quello... No, il nuovo giocatore Kinji, di Kinji. Forse Kinji arrivo la settimana prossima, anche non lo so, in 15 giorni. Lui è un giocatore molto atletico, gioca in seconda linea, terza linea, lui è bravo in touche, fisicamente gioca come con la velocità di 3-4 in centro, ma appunto di contro è molto buono anche, placca bene, un buon portatore. Spero che quando arrivo qui lui gioca bene per noi. Ecco, che partita sarà secondo lei invece la prossima? Vediamo, forse ha bisogno di mettere lui in terza linea, mette in terza linea, se no giochiamo in seconda linea. Lui posso giocare tutti i posti 5 della mischia. No, Dicevo per la prossima partita. Per la prossima partita. Per Viadana. Per Viadana parliamo di Premier Players? No, in generale, generale, secondo lei che partita, cioè come dovrà affrontare? Perché insomma è un'altra partita non semplice. No, loro, per me ha visto la partita ieri contro Padova. Per me loro giocano molto bene con il 3 di dietro, i duali, il 15 estremo, molto bravi giocatori in broken play e quando in kick return loro piacciono, giocano nello spazio aperto. Noi abbiamo metti buon linea di difesa ma soprattutto noi dobbiamo lavorare di tutte le cose che abbiamo migliorare in nostro gioco. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.